Se ho un rimpianto è quello di non aver fatto le 5 linee, perché a quest'ora se avessi fatto 5 linee avremmo tranquillamente tutta la città senza Tarsu, senza o altre leggi, non so come si chiamano adesso, perché, cari amici dei 5 Stelle, abbiamo un termovalorizzatore che non crea nessun inquinamento. Visto che noi non approfondiamo le cose, vorrei dire al buon di piazza, che sicuramente si interessa, e io credo nella sua buona fede, si interessa della salute dei cittadini, che l'OSME, anzi l'ISDE, scusi, Associazione per i Medici per l'Ambiente, e quindi non lo dice il Movimento 5 Stelle, non lo dice il Movimento 5 Stelle, dice questo. Cosa sono i termovalorizzatori? I termovalorizzatori sono impianti industriali in cui vengono bruciati i rifiuti, dovrebbero essere chiamati inceneritori. Non giochiamo con le parole, quello sono inceneritori. E io sono contento che vedo che la sinistra su questo dice che di essere contenta di avere un inceneritore. A Trieste abbiamo il termovalorizzatore da oltre 100 anni, il primo termovalorizzatore, se non sbaglio, è stato fatto dall'Austria-Ungheria e siamo ben contenti di averlo. Una discarica è la peggio cosa che può esserci. Ma approfondiamo anche il tema degli inceneritori. Allora, gli inceneritori cosa fanno? Trasformano dei rifiuti, i rifiuti che in realtà non sono rifiuti, sono ancora una risorsa che potrebbe essere riutilizzata, in sostanze tossiche. Lo ripeto, in sostanze tossiche lo trasformano, ok? Allora, qual è l'effetto? Ascoltate, insomma, visto che lo dice l'IST, non lo dico io. Danni irreversibili alla salute, malattie respiratorie, infarto, ictus, tumori maligni, disturbi della fertilità, malformazioni fetali. Parliamo di diossine. Io consiglio di andare a vedere quali sono gli effetti delle diossine. Andate a vedere, per piacere, visto che siamo poco informati, andate a informarvi anche voi. Allora, visto che siamo poco informati, vi ricordo che nel 2004 l'Istituto Superiore della Sanità, non il Movimento 5 Stelle, ha fatto con 46 studi epidemiologici sulla popolazione residente presso gli inceneritori, ha riscontrato significativi biomarcatori di sostanze mutagene nel sangue, nell'urina e nello sperma. In più, ci sono 23, c'è uno studio della Francia per quanto riguarda la salute in prossimità degli inceneritori. Allora, potrei continuare a leggere e ad approfondire questo tema. Se volete vi posso passare questi documenti. Allora, noi stiamo studiando, per cortesia, prima di parlare studiate anche voi. Nei rifiuti c'è ancora tanta vita, Incenerire vuol dire distruggere insieme a quella vita lì anche la nostra. Grazie.